Bene, penso che a questo punto possiamo anche tagliare il nastro di partenza, siamo pronti, abbiamo ritardato come voleva farsi ovviamente tutte le cerimonie importanti, 15 minuti di attesa, così creiamo un po' più di suspense, no? A questo punto non ci rimane altro che dare il benvenuto a tutti quanti voi, bentrovati dopo un anno, e già il fatto di ritrovarsi qua in tanti, questo sicuramente per noi è motivo di orgoglio, di soddisfazione, di serenità, soprattutto dopo i 2 anni che abbiamo passato in maniera veramente drammatica, dove abbiamo dovuto rivedere, programmare, tagliare tutto quello che riguardava la tradizione del nostro importante carnevale monfalconese. Il fatto di trovarsi qua sicuramente questo non è un passo avanti, ma bensì anche 2 o 3 passi avanti. Questo vuol dire che la situazione sta migliorando, e come migliora la situazione è che noi ci siamo presi l'impegno di poter organizzare, di poter portare al pubblico in piazza quello che ovviamente sarà possibile farlo, sempre mantenendo e rispettando i parametri di sicurezza che dobbiamo ovviamente essere rispettosi di questo. Noi daremo lettura oggi, presenteremo completamente il programma di Carnevale, presenteremo una cantante, abbiamo tante novità, abbiamo tante sorprese, e sicuramente questo sarà un motivo di divertimento, di aggregazione, di gioia per tutta la cittadinanza, visto che il Carnevale monfalconese è l'avvenimento storico più importante della città, e a tutti quanti noi ci teniamo, come sapete, è l'appuntamento che non deve assolutamente mancare. Però prima di entrare nei contenuti o nel vivo, come si suol dire, passo la parola ovviamente al padrone di casa, il nostro sindaco Cisilde, un saluto da parte sua. Prego. Allora, intanto ti ringrazio davvero di cuore, ringrazio tantissimo tutti i presenti, ciao, che bello rivederci. Ringrazio la Coloco, vera passione e attrice di tutto quello che riusciamo con fatica, ma con tanta passione a fare. E voglio ringraziare anche tutti gli altri che oggi sono qua a rappresentare quanto sia importante questo momento per i monfalconesi, e che poi questa passione, questo amore verso il carnevale che tutti noi abbiamo, e diventa esso stesso motivo di ammirazione anche per l'esterno. Quindi grazie di cuore, perché le persone fanno sempre la differenza, e avere dei partner così appassionati ci fa dire che siamo sulla strada giusta. Ringrazio la Regione, che è partner ovviamente anche economico in questo percorso, ringrazio la Camera di Commercio, ringrazio le associazioni di categoria che sono sempre attive e partecipi di tutte le attività che facciamo, perché logicamente quello che viene realizzato ha sempre un riferimento alla valorizzazione del territorio nel suo complesso. Significa valorizzazione del territorio, delle persone e delle attività che lo popolano. Quindi è logico che quello che di bello riesce a fare una città è riferito anche alla possibilità di crescita fondamentale delle attività. Quindi grazie alle associazioni di categoria del commercio, dell'artigianato e agli stessi piccoli imprenditori. Ringrazio anche il circolo filatelico numismatico che parte di questo progetto con delle mostre, una mostra molto interessante che partirà nei prossimi giorni, e tutti coloro che hanno partecipato anche alla realizzazione di questo bel giornale che noi attendiamo, devo dire anche con un po' di ansia. E voglio dire che per Monfalcone fare il carnevale quest'anno, come immagino sappiate, non sia stato semplice. Non sia stato semplice perché ancora in questo momento siamo coinvolti in un ragionamento con il signor Prefetto, che devo dire ringraziare, perché
cultura, assieme alle forze dell'ordine, sono la spina dorsale di, soprattutto in questi anni, tutto ciò che avviene, perché questo deve avvenire nella maggior sicurezza e tranquillità per tutti. Quindi ancora oggi, domani, insomma, siamo in contatto con il prefetto perché si sciolgano alcune questioni e di conseguenza possano essere fatte delle scelte o delle altre. Lo dico perché apprenderete nei vari modi possibili che tanti comuni hanno rinunciato a fare il Natale e rinunciano a fare il Carnevale, perché il coraggio, il senso di responsabilità non è che poi sia sempre di tutti. Quindi la scelta di voler esserci è una scelta che vuole guardare al futuro, che vuole guardare con fiducia al futuro, che vuole far sì che ognuno di noi pensi che domani ritorna la normalità, a cui ovviamente andiamo, perché la vita dei giovani e dei meno giovani deve passare attraverso la quotidianità che vogliamo riprenderci. Quindi una delle motivazioni forti che ovviamente anche rischiando talvolta da tutti i punti di vista è facile criticare, no? Critica, scrive, parla, no? Ecco, chi fa ci mette la faccia e ci mette la propria responsabilità patrimoniale, economica, penale, eccetera. Quindi chi fa, secondo me, se sbaglia sempre ragione. E noi vogliamo essere tra quelli che fanno e l'abbiamo dimostrato. E questa è una ulteriore dimostrazione. Quindi grazie ai nostri partner che si sono dimostrati una volta di più orgogliosi della stessa passione che noi abbiamo e capaci di organizzare un altro carnevale di grandissima qualità al passo con i tempi. Perché è ovvio che la legge impedisce di fare delle cose, ma noi non ci arrendiamo di fronte al fatto che certe cose non possono essere fatte e quindi troviamo le alternative. Questa è la vera capacità delle persone, trovare le alternative possibili. Quindi il carnevale che oggi viene lanciato è un carnevale di qualità, di presenza di famiglie, di bambini, ma anche di opportunità, di crescita per tutti. Anche per il territorio, ma anche per il sistema, che deve dare delle risposte e lo deve fare proprio così, con il sistema. Il sistema che ognuno include ciò che ciascuno può fare e insieme riesce a dare poi alla fine le risposte che noi ci auguriamo, anche con un tempo, speriamo, clemente, perché sarebbe al massimo vedere che non ha mai più cominci, no? L'innovazione e non voglio io spingermi a raccontare quale sarà, perché loro sono molto più bravi di me ed è giusto che lo facciano loro, però credetemi, quando quest'anno con Luca e con gli uffici che ringrazio, perché c'è un grande lavoro dietro, logicamente, e ho via capito come si sta andando a formare l'idea del Carnevale 2022, ho pensato, cioè, qui c'è un'offerta davvero di grande opportunità. Ecco, mi fermo qua e vi ringrazio anche per la presenza in sala del Consiglio, per noi è sempre un onore accogliere così tante persone che con la loro presenza anche dimostrano l'affetto verso la città e anche la voglia di fare delle cose che noi abbiamo e per le quali ci mettiamo sempre in discussione e per le quali insomma dedichiamo tanto sacrificio. Bene, grazie e penso di passare di nuovo la parola a Riccardo. Ringraziamo il nostro sindaco che come al solito è brava nel presentare, nel ricordare, nel esporre tutte quante le situazioni. Da cui si cambierà le prossime elezioni. Poi spendete ancora un attimo vedremo, va? Al di là di questo, ovviamente quello che ha detto il sindaco sicuramente è verità, perché nell'organizzare il carnevale di quest'anno non è stato sicuramente facile, perché i motivi di problemi ce ne sono
problema anche di poter raggiungere tante persone, tanti collaboratori, perché in quarantena con il Covid, o perché per altri problemi, eccetera, eccetera. Abbiamo sicuramente avuto più difficoltà rispetto a tutti gli altri anni, però alla fine quello che conta è il risultato finale. L'abbiamo raggiunto, il risultato l'abbiamo qua e abbiamo tutto il programma che adesso dovremo presentare. Allora, per entrare, come dicevo, nel vivo proprio della presentazione, possiamo dire che in casa Proloco c'è il fiocco rosa perché è nata la 67esima cantata del Carnevale di Proloco. Come al solito, il numero 1 lo togliamo al sindaco per aprire proprio ufficialmente questa parte. Grazie, grazie. Allora, ovviamente una copia la passiamo anche all'assessore Fasani, una copia la diamo al Presidente, ovviamente, della Allora, per entrare nei contenuti, dicevamo, la 67esima edizione della Carrara, questo veicolo che la Proloco si trova a pubblicare ogni anno, un veicolo oltre che di umorismo, di satira, di presa in giro, di gioco, è un veicolo culturale, perché ricordiamo che la Carrara non è solamente presa in giro, ma insieme anche la storia, ci sono i contenuti, i racconti, le poesie, la cultura, quello che riguarda un po' tutto il nostro territorio. Anche perché se andiamo a studiare le cantate degli anni precedenti, veramente leggendo la cantata si ritorna in mente a quello che veramente è successo durante l'anno che è decorso. È quasi praticamente un diario, ecco, che ogni anno noi continuiamo a scrivere. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere un artista, come ogni anno noi affidiamo alla copertina ad un artista locale, che ci ha veramente illustrato, ci ha messo i due personaggi del Carnevale e la mostra in una sudditta con questo sfondo molto bello, e l'artista che abbiamo quest'anno avuto con noi per la copertina è Michele Nodi, al quale facciamo un applauso. Invito Michele qua vicino a noi, magari per illustrarci con due parole, ovviamente dove la cantata. E a te? Ecco, grazie mille, per me è un onore, quindi questa è la seconda volta per me di venire a cantare, insomma, e quindi come ogni anno appunto arriva il Carnevale e si veste anche lei in un nuovo costume, ecco. Quindi per me appunto di nuovo un onore aver cucito con la penna questo nuovo costume di Carnevale per la cantata. Quindi grazie ancora e niente, viva il Carnevale! Grazie Michele, soprattutto complimenti per la tua opera. Un ringraziamento ovviamente va anche a tutti i collaboratori, non sto a delegarli perché ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tra violinisti, scrittori, poeti, persone che danno una mano, che scrivono, ce ne sono veramente tanti, perché ricordiamo che la cantata è fatta del popolo, è fatta dalla gente. La Proloco ha il compito di immaginare, di raccogliere i materiali, di selezionarlo, di mettere insieme e portarlo poi nella tipografia. Però i veri autori sono appunto i cittadini tutti, non solo quelli di Monfalcone, ma penso di tutto il Parlamento, perché è aperta a tutti. Un ringraziamento particolare però lo vogliamo fare all'Associazione Illustra del Laboratorio del Fumetto di Giovedì, che sono veramente molto partecipi con noi ogni anno in maniera anche molto sentita e veramente bravi, sono
i ragazzi, questo vuol dire dare spazio ai giovani, aprire nuove strade, anche perché pian pianini invece qua, anzi a tale proposito volevo anche rivolgere un pensiero da parte nostra alle persone che appunto purtroppo durante l'anno ci hanno lasciato, specialmente i collaboratori della Cartata, ai quali eravamo molto legati, erano molto importanti per la nostra redazione e anche come collaboratori, uno di quali è Maurizio Spagno, che faceva parte della redazione della Cartata. Un pensiero in questo momento e rivolgo anche a lui. Un ringraziamento alla tipografia di Monfalcone, che è puntuale, precisa ogni anno anche del lavoro, dell'associazione e soprattutto anche nella distribuzione del prodotto che ricordo sarà in edicola da domani in tutte le edicole del Parlamento. Poi un ringraziamento anche agli inserzionisti, perché ricordiamo che con il loro contributo riusciamo anche a portare appunto nelle edicole il nostro lavoro. Non è facile oggi come oggi anche in quei settori lì, perché sappiamo quanto è difficile, ci sono tanti problemi, però quello che noi ci muove, ci allegra veramente è vedere quanto sono veramente partecipi nonostante le difficoltà. E questo noi vogliamo renderlo pubblico e ringraziare tutte queste persone che ci aiutano ogni anno. Poi ovviamente un ringraziamento, un saluto e un pregio lo diamo anche al nostro coordinatore di Rino Lovati, che io vorrei venisse qua per fare un saluto. Rino Lovati, il nostro coordinatore della Cantata da tanti anni. Rino, vieni a fare un saluto. Sì, come al solito sono le due parole di ringraziamenti e di collaborazione che ho avuto. A parte il fatto del periodo che siamo in un periodo veramente terribile. Per fortuna però, tra l'altro, guarda caso, un disastro perché abbiamo perso alcuni collaboratori e soprattutto il nostro redattore Maurizio Spagno, maestro. Purtroppo ci siamo trovati in difficoltà. Fortuna, dicevo, che abbiamo la tipografia che è Enrico Simonetta Ducatisti, che basta mettere parole e dopo lo trasformiamo in un programma. E poi abbiamo una colonna importante, con addirittura un collante sicuro per questo lavoro, che fa da collante da redazione, collaboratori tipografia e la segretaria, la signora Claudiana, del computer. Allora, voglio dire che complimenti ai collaboratori. Rino, scusa un attimo, allora, sì, grazie del tuo intervento. Noi dovremo premiare un nostro collaboratore giovane, perché si è veramente impegnato. Vorrei che tu, che sei il coordinatore della Cantata, tu fossi appunto quello che consegna il premio. Magari se vieni qua, così lo facciamo un giro. Allora, qua in mezzo. No, consegna poi si tira. Sì, un attimo, ci sto per la consegna. Allora abbiamo pensato di fare presente a un nostro collaboratore, un ragazzo giovane che si è molto impegnato appunto nell'attività del volontariato di questo gruppo della Cantata. Speriamo che abbia un futuro, che continui con noi, anche perché noi per i giovani ci teniamo molto. E come rappresentante appunto del coordinamento della relazione abbiamo piacere consegnare questo premio, che è un riconoscimento. Vado a leggere che la motivazione con immensa gratitudine per il suo spirito e l'impegno dedicati per oltre 40 anni alla guida della Cantata a Rino Lovati. Dovrebbe essere una sorpresa, mi sembra che questo piccolo pensiero
parti, ha iniziato più di 40 anni fa come collaboratore, poi è entrato a far parte delle relazioni della Cantata, finché poi è arrivato il punto che è il coordinatore di tutto quanto. E un pensiero anche per la tua arma di lavoro, una penna che sicuramente userei ancora per tante altre pagine della Cantata. Fate la sorpresa, anche questo. Proseguiamo parlando della Cantata, i contenuti, abbiamo voluto mantenere le 120 pagine, ovviamente con delle rubriche dei paesi, delle richieste, dei racconti, le storie, la cultura, e anche quest'anno abbiamo voluto inserire, come l'anno precedente, l'inserto. Ricordate che l'anno c'era il gioco della roca? Quest'anno abbiamo fatto la tria dell'Odissea Caria, che è un inserto che proviene all'interno della Cantata, uno sforzo in più che la Colombo ha voluto fare per omaggiare i nostri odisseiaci affezionati alla nostra rivista, ma soprattutto lo sforzo più grande è stato quello di mantenere il prezzo a 8 euro. Ora, come sapete, tutto è aumentato, è guadagnato i costi di qualsiasi cosa, e abbiamo cercato di tenere i tempi stretti, appunto, nonostante l'inserto che anche questo ha un costo non differente, però di mantenere ovviamente il prezzo che sia accessibile a tutti. Come dicevamo, da domani in edicola. Poi quest'anno abbiamo una piccola novità, non abbiamo solamente la Cantata, ma avremo anche la cantatina dei tutei. La cantatina di tutei. Cos'è questa cantatina di tutei? Questo fa parte di un progetto che si intitola Canzoni e Maschere, praticamente iniziata con il Canta Festival della Pisciacaria e con il Carnevale di Falconese, dove era prodotto un bando regionale per quanto riguarda i dialetti di matrice veneta. Nell'evento ci sono delle cose dedicate ai bambini che provvederemo a consegnare nelle scuole, dove ci sono dei giochi, ci sono degli indovinelli, ma soprattutto ci sono i testi delle canzoni che noi siamo abituati a cantare in piazza il giorno di Carnevale, le nostre canzoni, tradotte però nelle lingue dei paesi di minoranza, le lingue che abbiamo appunto presenti sul territorio, cioè il sloveno, il bengalese e anche il rumeno. Pertanto così già da piccoli anche gli stranieri avranno questa possibilità di poter imparare viva la roca o altre canzoni che ne siamo abituati. Era un libretto molto molto simpatico dedicato appunto ai giovani. Oltre a questo, e il programma sempre per quanto riguarda questo progetto, visto che lo pubblicizziamo, abbiamo anche due conferenze che andranno proprio una domani a Staranzano, dove avremo una conferenza sul dialetto e musica, dove parleremo del dialetto delle canzoni, ecco il cantafestival in questo caso, e un'altra l'avremo sabato a Ronchi regionali, sempre in collaborazione con le rispettive Proloco, dove parleremo della storia del carnevale della Pisciacaria. Avremo Mauro Casasola, Patrizia Mallaro e il sottoscritto che appunto racconterà un po' la storia di quello che è il nostro carnevale. Pertanto domani alle ore 18 e anche sabato alle ore 18 a Staranzano e poi a Ronchi regionali. Bene, a questo punto io penso che con la prima parte abbiamo concluso, passo la palla, come si suol dire, al Presidente che vi illustrerà il programma per il ricordo del nostro Carnevale di Falconese. Vai Franco. Benissimo, grazie a tutti. Allora, nonostante le difficoltà che sono state per questa pandemia, anche quest'anno riusciamo a combinare qualcosa. È qualcosa abbastanza corposo. Cominciamo già a gennaio con l'animo fuori di casa, che va al solito giro per i ristoranti che hanno aderito e che sarà scopo di privacy. Poi c'è il Circolo Filatelico Numismatico di Monfalcone, che anche quest'anno ha organizzato le mostre di disegni del Carnevale presso il centro commerciale di Apoca. Questo da sabato 19 febbraio al venerdì 1 marzo. Sabato
19 alle 17 esibizione del Coro di Lyon, a seguire inaugurazione e premiazione. Poi cominciamo da mercoledì 23 febbraio a martedì 1 marzo, presso l'altro municipio, mostre e costumi di artigianali a cura dell'artista Livio Moro, che era presente vicino a Scotland. Questi sono dei costumi che nel corso degli anni Livio ha preparato, Livio e la moda ha preparato, e probabilmente li avrete visti qualche volta anche in giro per le sfilate, dove sono sempre presenti. Per tutta la settimana, il giovedì grasso, martedì, dalle 14 alle 17, ci sarà una nazione, intrattenimento in piazza e per le vie del centro, con bande, gruppi mascherati, spettacoli itineranti, con la banda civica Città di Frontone, la Lecce Trieste, gruppo di percussione Berimbau, Amici del Baiat, banda dei Rocchi Regionali, compagnia del Capo di Sarazzano e Trattoria della Felice. Inoltre saranno giochi di animazione per bambini, con voli giganti, magia, giocoleria, cabaret e truccabimbi, laboratori creativi, la mascotte Peppa Pig, Ping, dottoressa Peluche e Migno. Questo forse di me. Con i gruppi Marabè, Gaia Animazioni, Video e le sue magiche valigie, Ernesta Animazioni e Associazione Turchia. Giovedì 24 alle 17 in Piazza della Repubblica ci sarà il saluto del sindaco e cerimonia di consegna delle chiavi di città alla Prologo. Per domani si deve mancare. Poi sabato 26 e 27 febbraio esposizione di carri e strutture allegoriche. Purtroppo anche quest'anno abbiamo dovuto rinunciare al momento alla sfilata e faremo questa sfilata estate per il resto dell'anno. Si potranno ammirare i carri allegorici in mostra e sentire le spiegazioni dei maestri costruttori. Dopo un'accurata ricerca, non facile, da parte del nostro collaboratore caricato Giorgio Llorenta, che sta facendo fotografie, professor Giorgio, ecco. Non è stato facile reperire i nuovi carri, in quanto non sono stati costruiti. Purtroppo con la pandemia ha rallentato, bloccato sia l'amministrazione sia il nome dei carri. Comunque abbiamo carri o loro strutture provenienti da Starazzano, Puglia, Colore del Prato, Romano di Sonzo, Stazione di Vivenza e Esolo. Anche quest'anno faremo su Facebook il concorso del Carnevale Falconese, voti il tuo carro preferito. Vai sull'evento dedicato alla pagina Facebook della Prologo. Un falcone e voti il carro esposto che ti è piaciuto di più. Questo mi raccomando, fate le foto, metteteli sul nostro Facebook e dopo ci sarà un premio a chi lo farà fortuna. Quest'anno, oltre alla piazza che vede il centro, la parte di divertimento, e questa è la novità assoluta, lo potremo trovare domenica alle ore 17 al Teatro Comunale con un grande divertente show che i cari nostri operativi e Cambiosini vi spiegheranno. Prego. Bisogna far fatica, sempre più piacere. Allora, sì, Franco ha detto che avremo un appuntamento domenica 27 alle ore 17 al Teatro Comunale. Sì, vedi, questa è una novità che riguarda voi le carnevali di Monfalcone, anche se vogliono anche più rifarsi a quello che succedeva circa una quindicina d'anni fa quando si presentava in teatro la famosa Ridendo la Cantata, che era uno spettacolo comico che si metteva in scena appunto per il periodo di carnevale, che lavoro bellissimo che ancora molti oggi ricordano. Però ho parlato appunto con l'amministrazione, con gli uffici dell'amministrazione, abbiamo pensato di portare nuovamente questa più o meno tradizione usando anche il teatro. Cosa mettiamo insieme? Ovviamente carnevale è un periodo che bisogna divertirsi, bisogna ridere, bisogna avere qualcosa di grosso, anche di importante, anche che valorizzi la nostra città, che valorizzi il nostro carnevale, diamo una spinta grossa. Ecco che con 4 telefonate si riesce anche a vedere si rompe tutto. E abbiamo creato uno spettacolo non Zelig, ma la cantata. Questa è la locandina, praticamente 5 personaggi del grande mondo Zelig saranno con noi
dove per animare, festeggiare, far divertire, far ridere tutti quanti con questo spettacolo che non è uno spettacolo che loro portano in giro, sottolineiamo. Questo spettacolo è stato messo, è stato creato per questa occasione, perché loro non volevano insieme. Li abbiamo messi insieme per questo avvenimento. E siccome sono dei personaggi di Zelig, abbiamo detto, sono di Zelig, ma non è Zelig, che se la cantata, perché loro vengono per noi nel momento della cantata. Vi ricordo che la cosa importante è che l'ingresso è libero. Pertanto tutti gli eventi della Prologo in collaborazione con il comune sono gratuiti, non si paga niente, anche l'accesso al teatro è gratuito, ovviamente bisogna pagare i costi, sappiamo come funziona anche come oggi, no? Presso la Prologo. Bisogna dirgli, comunicare il nome con gli nomi, dopodiché assenteremo il posto. Pertanto affrettatevi perché siamo sicuri che i posti andranno a Roma. Pertanto questa diciamo è la ciliegina del Carnevale 2020. Che posso, Carlo, ti ringrazio perché quando abbiamo capito che si poteva fare, siamo veramente stati entusiasti, no? Perché abbiamo bisogno di ridere. Dico anche che 3 giorni prima arriva Elisa, quindi io penso che un carnevale con la cantante che al Festival di Sanremo ha dimostrato che pasta è fatta, dopo 21 anni di presenza rispetto alla volta precedente che aveva vinto e che torna nella sua città e offre, senza cachet suo, un concerto durante il periodo di Carnevale per noi e con la cantata Nose Zelig 3 giorni dopo. Ecco, voglio dire, sfido chiunque a non valutare questa città come una città veramente ormai di grandissime opportunità. Grazie perché Sordi ha detto 4 telefonate, non si è mai così. Ho le cose per sudore della fronte, fatiche e tutto quello che insomma serve per riuscire a tenere le cose come nella vita. Esatto, in effetti sì, avevo voluto sintetizzare su 4 telefonate, ma alla fine erano 40, forse, probabilmente, sicuramente. E magari forse non sono visti i nomi, dico appunto chi sarà presente con noi, Giancarlo Brugovic, Francesco Damiano, Peppe Braille, Paolo Micone e Andrea Parada, che è un animatore che condurrà lui tutta la strada. In più abbiamo una chicca quest'anno, veramente una novità, una cosa che vogliamo fare, visto che abbiamo questa opportunità del teatro, verrà presentata ufficialmente in anteprima la sposa di quest'anno, direttamente lì sul palco, assieme alle autorità e a tutto il pubblico che sarà presente in sala in questo momento. Pertanto, grande novità anche quest'anno. Bene, Presidente, se vuoi continuare tu con il programma, io con il teatro. Bene, grazie Carlo. Passiamo. Allora, c'è una novità, sarà un piacere, ritorno, speriamo, qui mettiamo un punto, speriamo, se non ci sono problemi con la pandemia, mettiamoci il naso, martedì 1 marzo, in città, faremo la cantata. Cioè, voi direte, beh, l'ho sempre fatta, purtroppo negli ultimi 2 anni no, l'abbiamo fatta. Aspettiamo ancora questo dico, io giuramento di notario e poi notariato, la lettura del testamento del sazzoletto, oltre alle dirette televisive, streaming su Falcone.info, sulle pagine Facebook, Falcone, Turismo, Falcone Eventi, sarà fatta dalla terrazza della loggia comunale. Sempre perfetto permettendo? Sì, siamo ancora Sì, allora intanto scusa Fanny, non ti interrompo, ma visto che hai toccato questo tema che è molto importante, noi vorremmo tanto quest'anno che Gerardo Eletto con la sua sposa e notaio Gattagliol ci raccontassero tutte le cose dalla terrazza, che è il posto naturale, con la possibilità di vivere dalla piazza. E sia la Prologo che il Comune si sono mossi in questo senso e ovviamente sia gli uni che gli altri stanno collaborando con il prefetto che è responsabile dell'applicazione delle norme delle misure anti-Covid e di gestione dell'emergenza e quindi penso che noi entro domani avremo su questo una risposta definitiva perché è logico che
che quello che si sta facendo è ovviamente un tentativo a cui noi crediamo molto, e questo che stiamo facendo, nel rispetto, logicamente, di quello che lui, attraverso una relazione con il Ministero, che ovviamente ha attivato e ha. Quindi in questo momento questo è l'obiettivo, la risposta non l'abbiamo in questo momento perché è in fase, diciamo, di definizione. Sono detto sul tema del sempre permesso per il tempo, pandemia per il tempo. E appunto, se è possibile, si trasfacciano a qualche altro posto. Nel pomeriggio inoltre esposizioni su temi allegorici, collaborazione con l'associazione Ginova di Marini, 1965 di Romano Isonzo, dalle 14 alle 17 animazioni con musica itineranti sulla banda civica di Monfalcone. Inoltre su Facebook, durante la settimana di carnevale, potrete partecipare al concorso fotografico social Volta la maschera. Carica una foto sull'evento e potrà vincere il premio. Ognuno può proporsi con la sua maschera nel nostro social e verrà premiata la maschera più originale. Gli appuntamenti del carnevale si concluderanno con le premiazioni del giorno fuori di casa, come sempre presso uno dei campi locali ad Arena. Questo programma è aggiornato sulla pagina Facebook del prodotto di Marchese. E questo è il programma. Vorrei ringraziare, un momento di ringraziamenti, la Regione Friuli Giulia, l'amministrazione comunale, il sindaco Cesini, l'assessore Fasano, la dottoressa Miracolo, l'ufficio promozione territoriali e tutti gli uffici comunali, tutti i collaboratori della Cantata, tutti gli sponsor, il BCC Saranzano di Lessi, i media che danno risalto alle nostre iniziative, ringrazio il direttivo del Proloco che ha lavorato con un grande impegno all'organizzazione e alla buona uscita di tutti i livelli, i soci volontari, la segreteria e i volontari del servizio civile che sono molto costanti per l'organizzazione di questo. Inoltre vorrei ringraziare Radio.0, media partner dell'evento. E ultimi, ma non per ultimi, tutti gli schiaffi che farà grande onore il nostro carnevale. Grazie. Bene, grazie Franco. Ecco, questo è il programma che siamo riusciti a mettere insieme, nonostante, ripeto, le tantissime difficoltà. Penso che oggi come oggi non sia poco, abbiamo dato un po' per tutte le età, un po' per tutti i gusti. Abbiamo parlato di carnevale, di carnata, di sposa, a questo punto un saluto sicuramente lo facciamo fare due parole anche al nostro signor Soletto e sentiamo un po' che pensa di questa situazione. Orlando Manfredi. La situazione non si allegra ancora, che scopro l'acqua calda. Praticamente abbiamo tutti quanti parecchie difficoltà in questa peste del terzo millennio. Praticamente tutti dicono che lo sta calando, va tutto bene, invece per me non è che va tutto bene. Perché a un certo punto gli amici, quando mi va in giro, ti col tuo ave, le spose, ti va tante spose, non ti va problemi, e invece purtroppo quest'anno le spose cominciano a restringersi, praticamente. Si è ristretta la sposa. Purtroppo sono arrivato al lumicino. Speriamo che vada tutto bene. Comunque non ci sono problemi, non preoccupate. Una sposa e una torta. Casomai rispolvereremo un antico progetto accantonato e mai messo in opera. Faremo una sposa di stesso maschile. Perciò non ci sarà più problema. Per quanto riguarda il testamento, anche lì attentamente ho fatto una fatica da pazzi. Questi politici, come quei voto di politici, cambiano sempre, un cambiamento continuo. Oggi una cosa va bene e ad un certo punto l'indomani non va più bene. Allora praticamente una scrittura continua. Prima scrivi, poi dopo cancella perché quello non va più bene.
Comunque alla fine manca poco, ci siamo, sarà un testamento molto pungente, posso dire non tanto rilanciato, sarà un testamento da Jacques Guise. Siamo un po' tutti cattivi adesso in questo periodo, non riusciamo ad amare come una volta. Comunque è praticamente più di qualcuno che riderà, senz'altro ride, però il suo sorriso sarà amaro. Perciò mi raccomando tutti a sentire il Nuovo Testamento quest'anno. Grazie a voi tutti e alla prossima. Bene, grazie Orlando, saremo curiosi sicuramente di sapere e di scoprire di tutto a tempo debito, ovviamente. Bene, noi stiamo arrivando quasi al termine. Per concludere in bellezza io volevo lasciare la parola all'assessore Fasani, che anche lui sicuramente con il suo saluto vi porterà delle novità, delle comunicazioni riguardo il settore commerciale. Prego, assessore. Grazie a tutti e vi saluto tutti. Come sapete, sempre gli obiettivi non solo del carnevale, ma di tutti gli eventi sono sempre come uno, ovviamente quello del messaggio, l'altro è sempre quello della ricaduta sulle nostre attività commerciali, lo abbiamo sempre presente, lo abbiamo sempre detto, ma più poi come in questo periodo questo messaggio è assolutamente indispensabile per le nostre imprese. Come fanno i commercianti ad essere vicino? Lo fanno sempre, ormai praticamente di prassi, che adeguano le loro vetrine alle attività che vengono fatte con la forza di l'amministrazione. Quindi ci saranno le vetrine dedicate al carnevale che in qualche modo sposeranno tutto quello che sono le attività che vengono fatte poi nel centro che abbiamo appena sentito. Devo dire che sarà un carnevale particolarmente ricco, lo abbiamo sentito le motivazioni, esistono sempre delle altre attività che sono già presenti e che stanno avendo un ottimo successo, che a correlato completano quello che è il grande messaggio del carnevale. Faccio riferimento anche alla grande mostra che abbiamo adesso in galleria, che sta facendo numeri veramente interessantissimi e che sarà un completamento ovviamente del carnevale. Quindi chi vorrà venire a visitare la nostra città anche per il carnevale, anche se avrà la possibilità. L'ultima cosa, velocissimamente, ricordo a tutti che per quanto riguarda l'aggiornamento, comunque il programma che verrà fatto durante il carnevale, potete fruire della pagina Facebook, quella della Proloco, anche della pagina Facebook con eventi, che ovviamente vi raccoglierà ugualmente sulle tutte le attività che verranno fatte tra il giorno di grasso del 24 e il 1° marzo del carnevale. Ecco, questo è un grande messaggio, vi auguro a tutti un buon carnevale e siamo certi che potrà essere sicuramente un carnevale di svolta che potrà far ricordare le persone, tutti quanti noi, tutto quanto il territorio, quanto qualcuno per poter fruire di un evento talmente identitario, talmente importante, che ha sempre portato il nostro carnevale. Grazie. Bene, grazie Assessore, a questo punto abbiamo terminato, noi vi ringraziamo per la vostra partecipazione, ovviamente vi aspettiamo tutti quanti nei vari eventi che abbiamo organizzato. Per chi fosse interessato, ora quando iniziamo bollettini, programma, libretto, la cantatina, pertanto chi la stampa, chi vuole tutto il programma, abbiamo tutto qua a disposizione, pronto per la distribuzione. Grazie a tutti, viva Monfalcone, viva il Carnevale di Monfalcone. Ciao, grazie. La democrazia.